Benvenuti su questo canale. Oggi vi porteremo alla scoperta di una storia che ha scosso le fondamenta del panorama musicale neomelodico italiano. Prima di iniziare questo viaggio nei meandri di un'indagine scottante, vi invito a unirvi alla nostra community premendo il pulsante di iscrizione e attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati. La vicenda che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile. Il protagonista è Daniele De Martino, nome d'arte di Agostino Galluzzo, un cantante neomelodico finito al centro di un'inchiesta che sta facendo tremare il mondo dello spettacolo. Le fiamme gialle hanno portato alla luce un sistema di presunta evasione fiscale che ha dell'incredibile, culminato con il sequestro di beni per 200.000 euro, tra cui prestigiosi orologi Rolex e preziosi gioielli in oro. Ma il vero colpo di scena arriva da una semplice pendrive, un piccolo dispositivo che custodiva segreti esplosivi. Al suo interno, i finanziari hanno scoperto filmati compromettenti che mostrano scene familiari decisamente inusuali. In particolare, le telecamere hanno immortalato il padre dell'artista, Massimiliano Galluzzo, mentre maneggia consistenti mazzette di denaro, principalmente composte da banconote da 50 euro. Un ritrovamento che ha sollevato numerosi interrogativi sulla provenienza di queste somme. L'aspetto più sorprendente dell'intera vicenda emerge dall'analisi della carriera artistica di De Martino. Nel 2018, l'artista ha tenuto 108 esibizioni musicali e 105 concerti. L'anno successivo ha addirittura superato questi numeri, con 157 performance e 113 show dal vivo. Nel 2021, nonostante le restrizioni, ha realizzato 196 esibizioni e 8 concerti. Eppure, nonostante questa intensa attività artistica, De Martino risultava completamente sconosciuto al fisco, non avendo mai aperto una partita IVA. La storia si tinge di ulteriori ombre quando entra in scena il padre dell'artista. Massimiliano Galluzzo avrebbe percepito il reddito di cittadinanza per 3 anni consecutivi, dal 2019 al 2022, intascando quasi 39.000 euro. La dichiarazione che ha permesso l'ottenimento del sussidio conteneva, secondo gli inquirenti, un'informazione cruciale: il figlio Agostino veniva presentato come disoccupato e a carico, nonostante la sua florida attività artistica. Le indagini hanno portato alla luce precedenti controversie legali che coinvolgono De Martino. L'artista è stato oggetto di diverse misure restrittive, tra cui il divieto di frequentare determinate persone considerate socialmente pericolose e limitazioni alle sue esibizioni pubbliche. Un quadro che getta nuove ombre sul suo percorso professionale. Nel 2022, durante alcuni controlli, furono trovati in suo possesso beni per 100.000 euro, compresi più di 9.000 euro in contanti, tutti sottoposti a sequestro per sospetta evasione fiscale. I video trovati nella pendrive, risalenti al periodo 2020-2021, secondo il giudice che ha disposto il sequestro, testimonierebbero una disponibilità economica perfettamente compatibile con l'entità dell'evasione fiscale contestata. Questa vicenda solleva interrogativi profondi sul rapporto tra successo artistico e trasparenza fiscale, tra apparenza e realtà nel mondo dello spettacolo. Un caso che continua a svilupparsi e che potrebbe riservare ulteriori sorprese. Non mancate di seguire i prossimi aggiornamenti su questa intricata vicenda. Lasciate un commento con le vostre impressioni e iscrivetevi al canale per non mancare i prossimi approfondimenti su questo e altri casi scottanti.